Questo patteggiamento è abbastanza vergognoso, ma non è vergognoso tanto per la richiesta l'accettazione da parte della procura, cioè il procuratore Nordio avrà fatto i suoi ragionamenti per la prosecuzione delle indagini, è vergognoso per il sistema in sé che viene fuori e il messaggio che passa ai cittadini, cioè i furbi la fanno franca. Davide Scano non usa mezzi termini per definire l'evoluzione della vicenda dell'ex governatore veneto Giancarlo Galan, che ha patteggiato 2 anni e 10 mesi di reclusione e una multa da 2 milioni e 6 e che ora è tornato nella sua villa di Cinto Euganeo. Questo non è lo Stato che vorremmo vedere. Il Movimento 5 Stelle ha proposto in Parlamento molte mozioni, ordini del giorno e proposte di legge per allungare la prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione. Ovviamente tutte queste proposte sono state respinte. Ora, ribadisce Scano, i cittadini che saranno chiamati alle urne avranno una grossa responsabilità. I cittadini devono pensare bene ora alle prossime elezioni regionali se far pagare con la responsabilità anche politica questo sistema d'affari che è venuto fuori per la sanità, per le maxi opere e per la questione dei rifiuti, o se premiare l'opposizione silente del PD. Oppure la terza via, eventualmente quella del Movimento 5 Stelle, una forza politica nuova che ha le idee molto chiare su come amministrare, ovviamente senza danno per la pubblica amministrazione.